Il progetto Reti Vitali, proprio dal nome che ha, Reti Vitali, è proprio quello, l'intenzione di fare connessione tra tutte le associazioni che lavorano per l'anziano e con l'anziano della città di Padova. Il capofila è l'OIC, Fondazione Opera Immacolata Concezione, e ha coinvolto diversi soggetti partner: VADA dell'OIC, IASI Pronto Anziano, Televita, Centro di Ascolto Padova Nord, Anteas, poi la CEV, quindi in una logica proprio di costruzione di un sistema di servizio nei confronti degli anziani. Quali sono le azioni principali? La prima azione è quella di dare una mano all'anziano, coinvolgendo Confesercenti ed Ascom, quindi presso negozi che si sono resi disponibili l'utenza troverà dei volantini con dei numeri telefonici che possono chiamare per avere informazione, aiuto, sostegno, e quindi c'è questa cabina di regia costituita dall'associazione IASI Pronto Anziano e da VADA, che sono i volontari dell'OIC. Poi c'è un'altra azione molto importante, che è quella del vicino intelligente. Sostanzialmente verranno posti degli Alexa Echo Show nelle case di anziani che si sono resi disponibili e saranno contattati da dei volontari, quindi un modo di dialogare attraverso anche la tecnologia più avanzata, quindi uno strumento, un ausilio per ridurre le distanze, aumentare la comunicazione degli anziani e quindi ovviamente cercare di superare dei momenti che possono avere di solitudine. E infine un'altra azione molto importante è quella della formazione dei volontari su tutta la parte tecnologica, cioè che cosa oggi è possibile poter disporre ed avere dalla tecnologia per le associazioni di volontariato. Quindi davvero è un progetto molto complesso, dove interviene anche il Comune di Padova in termini di collaborazione, di sostegno, e quindi questo ci aiuta ancora di più, visto che partiamo dalle associazioni di volontariato, ad essere presenti e attivi nei territori in una logica di sistema.